diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Buonasera a tutti, finalmente ci siamo. Innanzitutto buon inizio settimana, buon lunedì sera a tutti i nostri belli di bella che in questo momento ci stanno seguendo sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera anche a chi ci sta ascoltando in radio, chi ci sta ascoltando in DAB, chi ci sta seguendo tramite Facebook, chi tramite Instagram, e buonasera ovviamente a chi ci segue tramite TikTok. Scaricate la nostra applicazione Bella Radio, andate su Play Store, Apple Store, in modo tale da poterci vedere e ascoltare ovunque e comunque. Mi sono riservata per ultimo TikTok proprio perché, come sapete, il lunedì sera è l'appuntamento dedicato proprio a questa piattaforma che ha davvero uno spazio molto importante nella vita di ognuno di noi, e quindi proprio la puntata di questa sera sarà TikToker versus artisti. Vado subito a presentare i nostri ospiti che conoscete sicuramente, che conoscete bene. Rocco, Lidia, buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. I nostri ospiti, ci sei, adesso ci allargano nel palco, è il volume del palco basso, ma ci sei. Dicevo, i nostri ospiti fissi dal lato di TikToker. Iole, buonasera anche a te. Ciao. Buonasera. E questa sera, per quanto riguarda il lato degli artisti, abbiamo un artista che sarebbe Desi Di Salvo. Buonasera Desi, che conosciamo bene. Eccolo, lui in questo caso è qui in veste tra virgolette un po' TikToker o meno, però lui è Giacomo, il marito di Desi Di Salvo, un artista che appunto conosciamo bene, che ha preso di petto proprio questa cosa, proprio perché Desi è un artista e non ti cala, lo possiamo dire così, questa cosa dei TikToker, giusto? Diamo il via a quello che sta succedendo. Lidia, so che ci sono stati molti dibattiti su questa storia, giusto? No, lei è girata, nemmeno lo vuole guardare. No, ma perché buonasera a tutti. Io, per quanto riguarda, sai, siamo molto critici, Rocco, su TikTok ci divertiamo, prendiamo in giro. Però lui è convinto, il marito, che noi oscuriamo. Fare solo questo. Ecco, lui è convinto che noi oscuriamo la moglie. Non l'ha capito che gli fa da ombra lui a sua moglie. Non l'ha capito. Non mi hai ascoltato una parola che un giorno tu mi hai detto. Ecco. Finizio, Desi e Desi. Finizio, Desi e Desi. Guarda, ragazzi, giudicate voi a casa, giudicate voi nel rullo. Paragonarla è bravissima Desi, per carità. Ma nulla gli toglie, come cantante è bravissima. Io sulla sua marito, ecco, stavi salvando e me la porterei in tutte le serate che faccio a Catania. Un problema cosa si toma? I soldi Pidesi. Umiltà zero. I soldi. Ecco, quindi se tua moglie arriva a facesse cantare, ci facesse per la serata con calone, curo, miraggio, ci vogliono i soldi. Ma guarda, ragazzi, da guardare che noi abbiamo invitato Desi e lui si è seduto accanto e lei non parla come sempre. Io vedo i suoi video quando gli fanno un commento positivo, perché è brava, lo devo ammettere, molto brava, io la stimo tantissimo come ragazza e come cantante. Lui fa un video, e penso che l'avete visto tutti, in si video telefono, sua moglie in da cucina e lui parte in do soggiorno. Alla fine ci dice: vita mia, a quando si viriggio? Cioè dobbiamo vedere la ragazza, è lei che si deve esporre, non tu. Quindi è come se lui in un certo senso stia utilizzando Desi per prendere visibilità anche lui. Onestamente, suo cantante a me non mi interessa visibilità. Ma insomma, se non ti interessava non ti mettevi a centro. Devi portare avanti Desi. Ma Desi allora ascolta, non la sono i veri cantanti. Per me non la no, ho 3 minuti, come dici tu. Ma io non sono una cantante, Gioia. Non lo so perché hai paura di noi. Io non mi sono mai sentito. No. Mai non ho sentito o classificato cantanti. In un commento tu hai detto sai perché ci rubo una scena. Io spero che tua moglie voli nel vero senso, che prende le ali per andare oltre, perché ha una voce. Però non capisco una cosa, come mai Rosario Di Stefano nella radio, Scibiglia qui in TV stanno chiamando i TikToker, se no è cantante, ma come mai? Ma spiegate sta cosa. Spiega.
Parla un po' anche tu. Innanzitutto, Rocco, ascoltami. Vabbè, questo lo dovevi dire tu ora. Hai cercato aiuto. Ecco, vabbè, ti aiuto io. Ah, allora, vai. il cantante è il cantante, il TikToker è TikToker. Quindi può fare il cantante se ha una bella voce, ma se non ha una bella voce, il TikToker, una volta chiuso TikTok, vediamo cosa sa fare. Quindi se è un artista può riuscire anche come cantante, ma lo deve saper fare. Ma chi fa le canzoni così tanto per farle solo su TikTok non è un artista. Quindi il cantante è una cosa, magari il cantante in una serata può inserire un TikToker per fare spettacolo, per fare ridere. Io in una mia serata, grazie a Dio, ne ho fatta una e la ringrazio al chef Mavilla che questa sua serata mi ha fatto diventare la sua ospite d'onore a me, Rocco, e anche adesso Area 51. Ringrazio che abbiamo una seconda serata. Ragazzi, in 3 giorni 100 biglietti venduti, non lo so. No, vabbè, ma questo non è importante. Scena tipo VIP. No. Sai, tipo pareva un VIP. No, ma io non mi sento di essere un artista, ma non lo sei neanche tu un artista. Ma visto i nostri video, perché chi ne ma pedere le scale? Visto i nostri video? Sai, tipo quando però diciamo una cosa, come dice Lidia, deve saper fare, perché se Lidia ci sa fare farà spettacolo, ma se Lidia non si sa fare uno spettacolo, a trattenere il pubblico. Scusa, è un'altra cosa. Tu a parte cantare io c'avevo un coppo, io la guido, no. Ma io vorrei capire, scusatemi. Daisy è brava, è molto brava. Visto che Daisy è cantante e suo marito è contro i TikToker, ma lei personalmente cosa pensa di questa cosa? Perché insomma lui parla, si pone, si mette. Guarda, dici la verità. Sei un po' succube. Un po' succube. Io voglio capire se lei è succube sotto questo. Daisy, vuoi passare il capitale insieme a noi? No, lei la pensa anche come suo marito. No, allora il mio pensiero è solamente non per i TikToker in sé, perché propriamente loro non. Allora io non capisco perché oltre loro hanno un ruolo, il TikToker, ma c'è chi è convinto di essere un qualcosa che non è. E la musica la stanno uccidendo. Rocco può sapere, perché è stato con veramente grandi persone della musica, e può sapere il valore che può avere un Giro Marra, un Gigi Finizio, questi cantanti che sono capaci, hanno studiato da piccolini. Quindi è il calpestare il canto che non mi piace. Però non sono su TikTok questi cantanti. Capito quello che ti voglio dire io? Cioè, allora, TikTok è nato. Scusate. No. Ormai si creano questi TikTok. Scusatemi. Io mi sono iscritta su TikTok 3 anni fa, l'ho sempre raccontato. Infatti, in breve non sapevo dove andavo incontro. Oggi mi ritrovo qua su Bella Radio e sono contentissima. Ma è anche vero che su TikTok non è che c'è solo dei siti sub, ci sono tutti gli artisti. Ormai si sfogano tutti i pari di TikTok. Giusto. Rispondetemi perché è una visibilità che ci. Ma non è colpa nostra, ma non è colpa nostra se siamo arrivati prima. Lo sai qual è la cosa? Te lo dico io, perché oggi sapete dire solamente questa cuppere cristiani, no? 3 anni fa, quando ci siamo iscritti noi persone comuni senza essere artisti su TikTok e abbiamo trasmesso qualcosa a questa gente, voi artisti, e non parlo per Daisy perché non penso, poi non lo so se lo pensa, ma parlo per gli artisti grandi. Il primo Rosario Di Stefano, che lei diri, era convinto, come era lui convinto come tante altre persone, di TikTok, altre cose. E oggi ci hanno tappato la testa tutti pari, tutti quanti oggi su TikTok. Solo che 3 anni fa noi ci siamo iscritti. Io non pensavo mai di fare una canzone, io lo dico chiaramente, io non, ve lo giuro, non sono una cantante, non mi sento una cantante, e presto ne vedete altri. Ma non è colpa mia, Gioia, se non arrivano i cantanti. No, io penso solo che se c'è un posto che ti può dare visibilità lo devi sfruttare. Ma tu sai che io non hai manco tempo. Cosa dove puoi andare tu? Alla corrida. Tu vai alla corrida. Io manco tempo di la paraucca, che qualunque ora io nomino allora Alessandro Termini, che è uno dei nostri sponsor. Lunedì con cosa ci delizi?
Ora ti faccio sapere che Mario come messaggio. Ma chi mi sembra a mangiare? Ma che c'è? Ma tu sembra a mangiare? Dalle fare per forza, dalle fare. Hai visto così i TikTok? I TikTok sono chisti. Scusami, ma tu non dalle pato mai. Stanno rubando ma tu non dalle pato mai. Scusa, ma tu non dalle pato. Non ne ascoltiamo un ammoro o un gamberone. Camo Contano. Però allora tu hai ragione. Magari la pasticceria ci piaceva. E allora sei uno di noi. Sei uno di noi. Lui ha ragione, però, cioè nel senso la moglie è brava. È brava. Aspettate ragazzi, 1-1 perché altrimenti non si capisce nulla. La moglie è brava, però ti devo dire una cosa. Quando tu fai le live, e te l'ho detto un sacco di volte, e l'ho detto anche a tua moglie è brava, lo deve dire il pubblico. Il problema tu è che arrivi là, come dice Lidia, mia moglie migliore, mia moglie di qua, ma sai cos'è? Migliore no, migliore no, perché ce n'è tantissime. Però è come se mio marito il TikTok dice mia moglie sei la migliore truccatrice, lo deve dire le persone. Allora le persone purtroppo, Lidia, dimmi, le persone quando sentono lui che dice mia moglie è di qua, mia moglie è di là, io l'ho detto un sacco di volte, lo criticano. Ma perché lo dice in un modo arrogante. Le persone lo sanno che Daisy è brava. Che Daisy è brava. Che Daisy è brava, lo sanno le persone. Però lo vogliono giudicare loro. Sui a bomba c'è il numero uno. E se non c'è lui in mezzo, ti faccio dire caso un ora 100, ci sono 1000. Scusate, voi cosa ne pensate? Volete scrivere qualcosa sul marito di Daisy? No, allora, Daisy, no, io ho dato un po' una lettura rispetto a tutto quello che sta succedendo per rendere partecipe, proprio perché volevo capire cosa pensava il pubblico. Però il pubblico, leggiamo. Allora, per prima cosa vogliono sapere Daisy perché mi scappa. sono. Aspetta, Daisy no. Scappa. Adesso ci andiamo. Per prima cosa, la prima cosa che voglio chiarire. Daisy scappa, sai perché tu dicono? Perché tu lo zicca, ma che ci sta facendo, capito? No, Daisy scappa di suo marito, scappa perché non ci può stare, perché tu sei molto più alta, vita. Hai te l'hai detto 100 volte. Io una cosa fa male, non ti che tocchi un eghe. Ma perché non è vero? Caruso, ma non è vero. Ma che ci stavo più caccio a stare? Di nuovo a scena, c'è ragazzi, c'è parla. Guardate com'è, guardate, scusate, vieni qua, Greg. No, quello che io voglio fare capire. No, faccio vedere lui cosa fa. Ecco. Rita mia! Prima si dirigo! Ida non si dirige! No, tu magari dale a bomba di Catania! Ma qui a bomba? Non si è caputo? È bravissima, ma a bomba la notte levati, fai sentire la tua voce, ma levati, fai vedere lei così! Facciamo una cosa, visto che Daisy è facci sentire come si canta, vita mia. Facciamo ascoltare il alla regina di Dagli il TikTok, microfono, chiudetegli il microfono. Chiudeteglielo. Dammi sto microfono, dammelo, via. Te lo tolgo perché a questo punto vogliamo sentire Daisy cantare. Quale brano ci farai ascoltare, Daisy? ISK. Vai, centro del palco. Lo dedico a vostro amore e al vostro amore. E ascoltiamo la voce di Daisy di Salvo. A bomba, guarda io. Se tu parliamo che stasera no, non sono venuto per far amore. Resta qua, se vuoi tu resta qua. Nata scusa può salvare st'amore. Se sto sbagliando fammi sbagliare ancora. Che già fa, voglio che resta qua. Se dovere ci tiene rimella, non fate l'orgoglio vincere da vota. Se te perde tutte cose, non mi trovo più. Volesse allocca ancora che non è venuta, che te pensi e muore, che son conoscemo, innamorata di te, ma non lo saccio fare. Resta qua, se vuoi tornare ancora nata volta, guarda
che non è venuto, che ti pensi e muore, che son conosciamo innamorati di te, ma non saggio fare. Resta qua, se vuoi tornare ancora nata volta, guardami in all'occhio, leggi tutto cose, ma l'hai imparato tu, che se ci credo vero, tutto si può fare, chiudo sta porta, resta ancora qua. Resta ancora qua. Allora, volevo dire una cosa, questa è la nostra Desi di Salvo. Sì, in tanti hanno scritto bravissima, perché abbiamo letto un po' di commentini su TikTok non avendo l'opportunità di prendere le chiamate perché un'ora è troppo poca, quindi tutto si basa su TikTok e voglio dire a chiunque ha voglia di commentare e dire un pensiero, collegatevi perché siamo lì a leggervi. In tanti avete scritto brava sta ragazza si chiama Desi Di Salvo, è un'artista che canta davvero da tantissimo tempo. Grazie. Su YouTube potete trovare tutti i suoi brani perché non canta da 2 giorni e ovviamente tutti apprezzano quella che è la sua voce. Noi ci ricordiamo tanti anni passati addietro dove abbiamo fatto tantissime serate, era più piccoli, eravamo tutti più piccoli, non solo tu. Però, mio caro Giacomo, t'ha già dire no, però state zitto. Allora, sono il primo a congratularmi con Desi, ma da solista. Aspetta, vai. Da solista. È questo che volevo dire. Tu come marito, da hanno solista. Scritto, vai Desi, risiedi, hanno scritto in tutti bravissima, una voce angelica, bellissima, è fenomenale, e poi commentano suo marito è incommentabile. Cosa vuoi rispondere, Giacomo? Perdonami. Rispondi, cosa vuoi dire? Perché comunque ma c'è un commento su 100 che riconosco sta parola. No, su 100 su 100 sopra 101. A livello di artista. Allora parliamo con Iole, che Iole è la figlia del più vecchio di Catania come sale di incisione. Esatto, Gabriele, Ignazio Loparo. Iole, cosa ne pensi di questa ragazza? Nella casa discografica o stai sbagliando? Ma nessuno ha detto che noi vogliamo entrare nelle case discografiche. Perché fai però il problema è che oggi le case discografiche stanno lavorando con noi. Ma poi a Catania, consumastro in Catania, stato consumato in Catania. Ma perché non ci mandano loro? Perché non può fare soldi, facciano una casa discografica magari. E allora c'è qualcuno che dice deve cambiare marito. Ecco. Hanno scritto anche questo. Allora, Desi può confermare, come dice Rocco, io la prima volta che ho conosciuto Desi eravamo al teatro. Eravamo in un teatro e io facevo da giudice. Ti ricordi? Sì. E io ho detto: Desi, tu hai una bellissima voce, però gesticolava tanto, no? Ti ricordi? Era piccola. Ero alle prime armi. Allora ho detto: ti posso dare un consiglio? Tu esprimi tantissimo. Molto, con il viso ti ricordi che cosa ti ho detto? E lei è migliorata tanto, lo può dire lei stessa. Però ti dico una cosa, è vero, cioè hanno ragione. Io ti dico che tu ti devi calmare un po', devi lasciare andare correre lei. Ascoltami. Quando ci dicono, io sai che cos'è? Che la gente ci dicono quando canta. Ma anche ora sta gesticolando con le mani. Come dice che faceva Desi? Ora ti dico cosa faceva Desi? Cantava e faceva raccogliere la mano. Si voleva levare la fine. Stava gesticolando perché voleva scappare. Ma lui proprio è. Lui siccome è bravo, ma la possiamo levare davanti a suo marito? Sei tu? Perché io la facessi cantare tutta la puntata perché ha quella voce che non proprio a fine del mondo. Basta che non parli. Ce l'ho fare in video, ma l'ho pubblicato nel mio profilo sto video. Ma ce ne fare lì, sempre l'ho detto. Puoi parlare anche con i tuoi parenti, con tuo suocero, con tuo Zumelo, con tuo Michele, puoi parlare con tutti. Ma con tutti puoi parlare, l'ho sempre detto, io è morto. Però ci sei tu. Sì, io uso che io 200 kg mi ci metto davanti. Direttamente, non che la oscuri. Ah, con moglie. Ma infatti oggi noi l'abbiamo fai parlare a lei, fai cantare a lei. Noi l'abbiamo invitata, noi l'abbiamo invitata perché a noi piace Desi. Noi il posto dei cantanti non lo vogliamo prendere. Credimi, io le Iago e Castoravo hanno avuto serate, ore Miraggio, ore insieme a Ciro Mare, perché Ciro l'ho sempre invitato. Da sempre. Perché a me ti ricordo che a volte o Gigi o qualcun altro mi dice: Rocco, quando sono a Catania
me la cerchi una voce femminile, facciamo un provino, non dico che. Ora mi ha chiamato. Ma ti chiamavo? Gigi, ora come una sta. Ma chi ti andrà la voce, Gigi? E capivo, ma mi chiamato ora, te lo giuro che bene i miei figli. Ora appena chiudo, gli chiamo. Vabbè, Rocco, lo sappiamo chi sei. Sicuramente. Però tu per questo sei qua, Rocco. Io sono sicuro che se ci facesse fare un duetto come provino a Daisy con Gigi mi dice non potevi pigliare di meglio, perché già lo so. Ma io ti dico una cosa, io a Daisy l'avevo invitata qua, mi ha detto di no. Forse sapeva che c'ero io? Davvero? Sì. Tu mi hai detto di no. Io ti ho detto stiamo facendo un programma. Ma stai parlando serio? Te lo giuro, io ti ho invitato in live. Sai cosa ho capito? E mi ha detto no. Forse suo marito ci pare chi per quando tu non. Forse ci rissi per quando tu non. Ti dico, ma lo sai perché, ragazzi? Io invito sicuro, ragazzi, parlava di soldi. Io ho invitato a molti TikTok e non capisco perché. Era nasca sotto naso. No, secondo me lo sai che cos'è? Che come dice lui, sanno fare solo i TikToker. Bravo. Basta. Questo sì, non sanno andare in TV. Perché io posso dire a Lidia e a Rocco. Siamo tutti uguali. A Lidia e a Rocco mi complimento perché Lidia non è mai andata in TV. Rocco sì, è abituato. Però io faccio un applauso a Lidia perché non è facile, ragazzi, è facile andare su TikTok, ma non sulla televisione. Applauso. È tutta un'altra cosa. Quindi chi non accetta il confronto, mi dispiace, solo su TikTok lo accettano il confronto. Lo devo dire sta applauso cosa. Scusatemi. Alla vera artista, applauso. Vita mia, ma io l'applauso. Sei tu che glielo dico io, applauso. Tu devi passare in secondo tempo, hai visto? L'hai fatto ora di nuovo. Tu da devi. Applauso. Giusto c'è una tia. No, ti metti sempre davanti. Ma quello che voglio capire io, aspettate, perché a te cosa ti dà perché noi dobbiamo capire una cosa, perché qui si continua a rispondere, io sto ascoltando. Bene, noi ringraziamo chi continua a segnalare. Noi quello che vogliamo capire, perché ha un'ora che si discute, ok? Loro dicono, io voglio capire il tuo... non lo torni anche a loro. Qual è il problema? I cristiani che vanno a seguire questi elementi. Questi elementi sono persone. Elementi. Qual è la motivazione che queste persone creano disturbo? Cosa toccano? Hanno consumato un Catania, TikTok non è solo a Catania, a livello mondiale. Ok. Finito. Perché ormai stanno uscendo loro che sono cantanti. Ok, quindi a te dà fastidio che i TikToker fanno i cantanti. Allora, ragazzi, il problema è che voi fate le canzoni. Ma io neanche lo ascolto, forse non l'hai capito. Perché tu sai che hai ragione. No, non hai ragione. Come no? Perché se tu sei così convinto di avere una moglie, così sicuro che tua moglie è una bomba, perché devi andare a criticare gli altri per fare sollevare tua moglie? Se tua moglie non ha bisogno di essere puntata in alto, se già vai in ora bola, piano piano, ora facciamo a bulare. Quando uno a bulare su Bruselli, ora ci stiamo. ma io sogno che le persone di voi si stancono, l'artista resta artista. Ragazzi, sua moglie non vola perché c'è lui, perché aveva volato sua moglie 100.000 k ai figli in 2 anni. È io troppo brava adesso. In 2 mesi. Però mi stai innamorando di Rocco oggi. È troppo brava adesso, ma lei. Ma non l'abbiamo mai detto sempre che detto, sua moglie è molto. Non l'ha ma non mito, perché c'è suo marito. Ecco. Non ammito perché c'è suo marito. Ma l'ammito. Ragazzi, gli ha fatto. Ma quando mi dare? Ci vuole i soldi. Ti ha fatto sditire. Non ho capito che ci vuole i soldi. Non sei umile. Mi chiamano a fare una serata. Non hai soldi. No, cantare senza soldi. Ma come cantare senza soldi? Dai, 20 anni cagando e manco di dire i soldi. Guarda, scusate Rocco, posso? Scusate, Bella Radio, inquadra. Inquadrate? Adesso arriva, aspetta. Gigi, no, giralo di là. No, staccao. Finito. Se smuoviamo le telecamere non chiamalo, gli dici che siamo nella Comunque, la morale della favola, bloccate tutto. Fate sentire ancora di sta maniera. Bloccate tutto, ne parleremo tra un pochino, perché adesso ci dobbiamo fermare con la chiudetemi il microfono, chiudetemelo. Noi adesso facciamo una piccola pausa, andiamo con i nostri sponsor. Subito dopo ci sarà in collegamento con noi tramite Skype Nino Fiorello. Ci faremo una breve chiacchierata anche insieme a lui e poi ritorneremo nel nostro salottino di Agumacca. Rimanete con noi, torniamo tra poco. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi io ascolto sempre solo Bella Radio.
Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella Radio. E dopo questa brevissima pausa dove noi andiamo a ringraziare tutti i nostri sponsor, in chiusura li andremo a ringraziare singolarmente, noi ritorniamo in diretta. E adesso, come vi ho annunciato già prima, andremo in collegamento Skype con un artista. Sapete che in ogni puntata ci colleghiamo con un artista e quindi adesso tra pochissimo ci sarà l'ospite di oggi. Tra l'altro voglio ricordarvi che dalla prossima settimana fino alla fine del 2023 non andremo in onda con Akumaka, ma ritorneremo nel 2024 proprio perché siamo in vista delle festività natalizie. Come sapete, Natale è giorno 25, la stessa cosa per quanto riguarda Capodanno, quindi ci rivediamo nell'anno nuovo. Adesso stasera ci faremo anche gli auguri di buon anno e di buon Natale, ma mi dicono che in collegamento abbiamo già il nostro artista. Come abbiamo annunciato, diamo il benvenuto anche a Nino Fiorello. Buonasera. Nino. Ciao Mary. Ciao Nino, come stai innanzitutto? Bene, voi come state? Noi stiamo bene, abbiamo il salotto pieno, ci sono tutti che ti salutano. Sei un artista, Rocco, veramente. Finalmente un artista. Finalmente. Grande aspetta. Nino. Ciao Rocco, grazie. Aspetta, adesso. Ok. Ecco, allora. Nino, questa sera qui sta succedendo di tutto e di più, ma io voglio parlare con te innanzitutto. So che ci sono tante novità imminenti, giusto? Sì. Raccontami un pochino cosa sta succedendo nella vita artistica di Nino Fiorello. Allora, la novità è che venerdì se mi dà l'autorizzazione, sì, la mia produzione, l'S Music, Salvo Scibile, io lo farò, che saluto. Vieni Iole, vieni qua. No, voglio fare arrivare Iole perché è la consorte. Ciao Nino. Ciao Iole. Ecco. Ciao. Non viene Salvo Scibili a fare le vesti Iole, ok? Vabbè. Ok. Salvo, vieni, dai, fatti vedere. Uè, Salvuccio, addo sta? Salvo, ti vuole Nino. Venire. Forza Salvo, volete a Salvo che non si fa vedere? Sì, forza, vieni qua. Salvo. Eccolo qua. Finalmente. Allora, ce l'abbiamo. Allora, vai Nino. Nino Fiorello è produzione di Salvo Scibiglia, SM Music, ti stavi dicendo, vai. Abbiamo fatto un nuovo singolo che porta come titolo La foto dell'amore, quindi già il titolo racchiude tutto quello che rappresenta il valore della famiglia, l'amore che soprattutto in questo periodo natalizio si sente ancora di più, la mancanza, la nostalgia della famiglia per chi sta lontano purtroppo. E questo brano uscirà venerdì sul mio canale Nino Fiorello TV, dove anche se parla che io sto lontano perché sto pagando il mio debito con la legge, il messaggio qual è? Il messaggio è che questa vita purtroppo non porta a niente, e quindi il messaggio che noi diamo a tutti i giovani, a tutti i ragazzi, a tutte le persone, che quanto vale l'amore per la famiglia, quanto vale non andare a toccare il codice e poi andare a pagare questi giorni, soprattutto abbiamo bisogno dell'amore della famiglia. Questo è il messaggio che tanti mi chiedono: perché ogni anno a Natale Nino Fiorello deve fare il brano che parla sempre di carcere? Ecco, non è che faccio il brano che parla di carcere, faccio il brano che parla d'amore per chi sta in carcere e per chi l'aspetta a casa. Quindi è una sorta di, diciamo, augurio a tutti quanti di non percorrere una strada diversa, ma di rimanere stretti alla famiglia, perché quello che la vita è troppo breve per passarla in maniera negativa, ma piuttosto stringiamoci a chi vogliamo bene e godiamoci attimo per attimo quello che Dio ci dona nella famiglia. Infatti. È una cosa molto bella, anche perché nel periodo di Natale penso che questo sia l'augurio più bello, l'amore della famiglia, che poi non resta altro che nella vita se non questo. Quindi io volevo ringraziare anche la Neovivo, nonché mio cugino Carmelo Privitera e Domenico Privitera, per aver realizzato insieme a Salvo Scibiglia e Iole, la produzione, questo videoclip, dove veramente è molto emozionante. Io poco fa Salvo mi ha mandato l'anteprima
dice guarda il video e dammi l'ok se possiamo chiudere il progetto. Ti dico che già io, pur sapendo tutta la sceneggiatura di questo videoclip, mi sono emozionato a vedermi io, mia moglie che piange, i bambini che salutano in videochiamata. Cioè non voglio svelare altro perché la sorpresa la daremo venerdì. Quindi venerdì 18 alle ore? Le ore fatelo dire da Salvo. 15 alle ore 15. Allora, alle ore 15 tutti collegati sul canale di Nino Fiorello, perché ci sarà questo nuovo brano. Ricordiamo come si intitola, Nino? La foto dell'amore. La foto dell'amore, il nuovo brano di Nino Fiorello in uscita venerdì. Mi raccomando, tutti collegati, che non vediamo l'ora anche di averti qui, Nino, così magari lo presentiamo insieme. Nino, dobbiamo salutare tutta TikTok che ti sta seguendo. Salutali, che mi chiedono sempre. Ma io vedo che c'è il salotto lì pieno di... Sì, abbiamo Rocco, Lidia, abbiamo Pumma di Catania. Nino, grande vieni amico Lidia, mio. vieni Lidia. Questa sera vieni Lidia. Questa sera è una sorta di TikToker versus cantanti. Con Nino siamo vecchissimi amici, molto vecchissimi amici. Perché Nino. diciamo Nino che Alessandro. si è creato. Nino, ovviamente la prossima volta scegli il migliore. Ecco. La TikToker per fare il duetto. Ti spiego, Nino. Sta succedendo. Ti consumasti, ascoltami. Ma non c'entra! Non deve essere così TikTok. Non c'entra. Allora, non era per te. Nino, allora. Chiudetemeli. Chiudete lui. La situazione è in questo momento TikToker versus cantanti. Lidia è una TikToker molto conosciuta insieme a Rocco. Desi è un artista che conosciamo bene. Io sono cresciuta con le tue canzoni. Qui si stava parlando proprio di questo. Ovviamente io non sono una cantante assolutamente e ammiro voi cantanti, ovviamente, non c'entra. Allora Nino, io propongo una cosa, come dice lei, diciamo al produttore, chiediamo al produttore se il prossimo duetto chiamiamo Lidia. No, ma io non ci credo, ma io produttore. Si vedrà. I produttori. Ma produttore di che cosa? Allora sono sicuro che Nino a fare i produttori buoni. Allora sono sicuro che Nino un duetto con Desi lo farebbe volentieri. Non c'entra in testa. Rocco la tratta come una TikTok. L'ha fatto. Ma stiamo dicendo noi qui un'altra cosa, una novità. Aspettate, ne parliamo dopo, perché io saluto Nino, ricordiamo che comunque c'è anche un evento che sarà in Sicilia a breve, dovevo esserci anch'io, ma purtroppo non ci potrò essere. Venerdì saremo a Palatricomi a Rosolini insieme al grande amico Francesco Zerbo, che salutiamo. Esatto. Io dovevo essere. Ci sarò a Messina, quartiere Giostra in piazza, e il 17 sarò a Taranto. Queste sono le date fino alla fine del 2023, però diciamo che ci sarà tanto altro di cui poter parlare, però il tempo stringe. Noi ti aspettiamo, Nino, comunque qualche pomeriggio insieme, e ti ringraziamo e ti facciamo tanti auguri di buon Natale. Salutiamo TikTok, Nino. Salutiamo tutta TikTok e mi raccomando, aspettano una live con me e te. Promettilo, perché me l'hanno chiesto. Ti stanno ascoltando, ok? Almeno si un bacio a tutti, un bacio a tutti. Grazie Nino, una buona serata, ciao. Ma sembri Cinquecento senza parlare di disgrazie. Andiamoci a sedere che adesso mi spieghi questa delle 500. Io 3 minuti, dici 2 minuti. Andiamo. Canzone. Allora, abbiamo avuto Nino Fiorello, che comunque lui artista conosce anche i TikToker, perché sono una realtà. La verità è questa, sono una realtà, come una realtà è la nostra Desi. Abbiamo capito da quello che è successo che comunque Giacomo è contro i TikToker quando vanno a creare brani, quindi non se si mettono. No, se fanno ridere, a me mi fanno ridere. Perciò allora lui è arrabbiato perché fa delle canzoni, in poche parole. Io non faccio una canzone perché sono cantante, io la mia è ironica, c'è 3 minuti solo tempo da carezza. Cioè, che canzoni è? E da un slocco, yeah. Diversi massimili, yeah. Diversi massimili. E io sono tutta giornata a fare yeah. Ma vedi che non ne vuole mai. Ma a proposito, ci può essere la mia canzone? La ripetiamo che non l'abbiamo sentita? La canzone yeah. Aspetta, qua è l'anteprima.
abbiamo solo l'anteprima in attesa che Rocco faccia il video. Però voglio dire una cosa. L'unica canzone, pensa a me chiudo tutti i ticchetti a vicino. Io mi a testa ma io tu a casa la canticchi. No, la canto, ma che non ci vaglio. E una palesa canta ma la canta perché non mi volesse un coppia di pezza, perché io favo un muratore, Hai fatto la miglior canzone dei TikToker, la migliore. Perché io ho fatto. Aspetta, però devo dire una cosa, Rocco anche questa settimana ha colpito. Ha colpito Rocco. Tu hai detto si allippa. Ecco. Lui non si allippa, lui si fa voler bene. Propongo. Siccome siamo TikTok, e anche questa settimana Rocco colpisce. Tu ce la fai. Aspetta, a chi hai richiesto la scorsa settimana? All'area 51. Sì. Area 51 che ci deve delizia, Madonna. Ragazzi, avanti. Il mio è finito la puntata. Aspetta, resta qui che adesso facciamo le riprese. Allora, per me la puntata è finita. C'è la titolare Samantha. Aspettate, manca chiudetegli il microfono di là. Questo è un esempio di taglieri che potete trovare all'area 51. Innanzitutto, buonasera Samantha. La serata di giorno 22. Spieghiamo un attimino. Innanzitutto ricordiamo dove vi trovate. Via Coppola numero 8. Questo è un esempio di tagliere che voi fate durante i vostri aperitivi, così li possiamo chiamare apericena, giusto? Io me li stenno. Per me finiva la puntata. Abbiamo diverse cose ovviamente che ho lasciato di là per tutti. Ecco raga, questo è un esempio perché non poteva portare un tagliere 10x10. Sì. Non entrava il tutto qui dentro, però ci sono molte altre cose. Volevo sapere dove si trova e quando vengono gentilmente. Aspetta, sta spiegato, ora ne parliamo. No, io non bavo nelle palle. Coppola numero 6, ma è angolo via Antonino di San Giuliano, Teatro Massimo. Non potete sbagliare. Fatela finire di parlare, dicevamo? Che ovviamente facciamo anche drink, è un pub. Quindi diciamo aperitivo di ogni tipo. Questo è un esempio, ma potete richiedere quello che volete. Fanno qualsiasi genere di cocktail. Questa è la metà, giusto? Sì. Questa è la metà, l'abbiamo detto, perché di là ci sono altre 3 versioni. Ovviamente abbiamo la pasta, abbiamo di tutto e di più. Ma non entrava tutto. Mettetevi in posizione foto perché dobbiamo fare una foto. Volevo dare un bacio a Enrico e a Giovanni che non sono presenti. Sonia, adesso te lo dico io. Devi fare la foto? Sì. No, aspetta, tienilo così, mettetevi tutti in posizione non foto. Faccio, non resisto. Io non resisto. Rocco! Allora, area 51. Un esterno, vieni qua, dammi a pigliare un crocchetto. Così ma le poco ma vuoce. Aspetta, chiudetemelo. C'è anche l'opportunità di prenotare per eventi, compleanni, ogni genere di festa. Si può contattare il numero telefonico? Non si ricorda? Non si può dire. Ok, ma comunque lo trovate. Contattate nel mio Lidia Rocco che è la stessa cosa. Se vuoi fare una bella figura, cacciate la pagina TikTok. Girati Giacomo, guarda loro. Perdonami Giacomo, Sammy, tu oggi sei qua, ma perché? Chiamata da Lidia Rocco. Un applauso. Il giorno 22 dicembre avremo la serata. Non conosci il marito forse. E poi è invitata alla serata del 22. Tu e magari tu per mangiare. No, io ti parlo. Non me la mettete in imbarazzo. Io non mi imbarazzo. Ecco. Potrebbe fare di più se tu un attimo. Applauso! Ci giro troppo andare. Te giuro sui miei bambini. Ma non c'è bisogno mai parlato di tesi su questo. Lo sanno tutti, lo sanno. Va bene, noi ringraziamo Francesca di Area 51 per Samantha. Gli ho cambiato il nome stasera, ragazzi. Samantha alias Francesca. Come avete capito, di tutto e di più abbiamo fatto vedere un esempio. Rocco, state buono che dopo se mangia, va bene? Per me è finita la puntata. State ferma pure tu, dopo. Noi ti ringraziamo Samantha per questo bellissimo tagliere e per tutto il resto che c'è di là. Ricordiamo la serata di giorno 22. Questo tagliere da panna ce n'è una ucceleci. Sì, ho detto questo esempio di tagliere. Ragazzi, mi raccomando, giorno 22, ore 21 c'è la serata Lidia Rocco all'area 51. Grazie Samantha, noi ti ringraziamo. Aspettaci là dietro che torniamo tra poco. Grazie. Grazie. Un'altra cosa, perché già io mi progetto per la settimana cacciata. No, aspetta, prossima settimana non ci siamo, se ne parla inizio. Giorno 8, per lunedì 8 gennaio. Già Marò un messaggio. Allora, Alessandro Termini del Bar Termini, che è anche uno dei nostri sponsor, ci lieterà giorno 8 che cuccidati di casa
i cuccinati, ma prosciutto, salsiccia, portala 7-8 colcellate, tutto pane cunzato. Prendiamo posto, io qua in occasione, ragazzi. Grazie Ale. Scusate, ringraziamo gli sponsor intanto. Ringraziamo anche i nostri sponsor. Bar Termini, poi abbiamo Cirincione Macelleria, Enzo Rametta. Poi c'è Bevanda Luxury Drink, ok? E anche Termini. E ovviamente l'abbiamo detto ora. l'abbiamo appena messo. Ma se cucinate capotta a Termini, montuamolo, tu vuoti. Ok. Riprendiamo posto. Scusate, io avevo una domanda da fare, visto che è appena entrato Area 51, grazie a me e Rocco. Volevo sapere, a prescindere, il marito di Daisy, che ha portato sua moglie, che è grandissima, cosa porta dopo? Cioè, cosa porta sul... l'artista. Sì, ma poi... L'artista vi ho portato. Ma tu cosa porti? Tu, di te, tua moglie è artista... A prescindere da te, cioè non è che l'hai creata tu. Ma non c'è professionista. Tua moglie si crea da sola. Tua moglie si crea da sola. Se mi metti su TikTok mi flugno una scutolata a domani mi apro un profilo. Avete capito? Domani mi apro un profilo e signori, sua moglie è stata creata da lui. Cioè lui sta dicendo che è stata creata sua moglie. E allora tu non hai portato niente. Mi sta dando una mano per luvare ciauci. Ma in tutto questo sua moglie che ha un'ora che è qua che non parla. Perché non parla, vita mia? Ma ci fa sentire. Ti senti, non ti preoccupare, anche se è meglio che ci facciamo cangiare posto, abbiamo Ma ricadesi per favore. Ma dice la verità, amore mio, non ti scandare. No, ma se lei si alza, crede e passa. Però ragazzi, vi dico la verità, non sta parlando, però quando ha parlato con me ha detto quello che dice suo marito. Ma noi vogliamo sentire la sua voce, lo dice anche lei lo dirà in modo molto diverso. Lei lo pensa. No, ma loro no, però in generale tu mi hai detto non è giusto che io sono una cantante. Ascolta, noi non siamo, e lo ripeto a dire, non siamo cantanti, ma se io faccio una canzone che è la mia canzone ironica, perché comunque deve fare ridere, non posso fare la cantante. Ma è giusto. La faccio perché comunque oggi, grazie a TikTok, sto avendo la possibilità di fare qualche serata che non mi aspettavo. Io non sono nata così, ripeto a dire, io sono nata per altro. Tu sei stata l'unica, io ti ho seguito in live, che tu hai detto quando qualcuno ti faceva i complimenti, scherzando, che dicevi: oh ragazzi, ma a te scherzo di che cosa? Ma veramente, perché sei coerente, per me sei una persona coerente, lo sei stato però sempre. Ben venga se qualcun altro fa dei spettacoli. Poi se loro hanno il loro spazio, se loro ma devono rimanere umili, un loro percorso. Anche perché Lidia, sai che cosa è la verità? Vi dico io, una volta si sentiva un Nino D'Angelo, canzoni d'amore. Adesso comunque le persone sembra invidia, cattiveria, vogliono divertirsi. Ho capito che io ti dico, lo ripeto, non si vuole divertire. Sì, vuole cattiva. No, nel senso vuole la canzone in spensieratezza, capito? Certo, allegra, capito? Certo, di cattiveria no. Comunque molti pensano su TikTok che Daisy sia succube del marito. Sì, lo stanno dicendo. Allora, chiariamo questa cosa, perché tutti dicono non scrivere questa cosa, sta zitta per questo. Paura no. Siccome, perché Giacomo è un bravissimo e un ottimo ragazzo e un ottimo padre. Ci sono stati tanti problemi riguardanti il femminicidio. Non sa fare solo il manager. Daisy non ha paura, suo marito la ama, la vuole bene. Sì. Io faccio questo perché l'ama. Questo confermo, Mary. Non sa fare solo manager, ma poi è un ottimo marito, un buon padre di famiglia. Il problema è un lavoratore numero uno. Il problema di Giacomo che io vedo nei suoi occhi la tristezza perché sua moglie non riesce a volare. E questo lo devo io quando canta mia moglie ancora oggi io poco fa lo guardavo mentre che sua moglie cantava e lui gli veniva da piangere perché vede che sua moglie è così brava, è veramente un artista, detto da me, che io non sono nessuno. Anche detto da me, è molto brava. Sua moglie è molto brava e mi dispiace che non abbia preso il volo nel vero senso della parola perché ha una voce stupenda. Mi dispiace vedere lui e lui fa in quella maniera, ma lo fa nel modo sbagliato. Dovresti cambiare un po', perché è giusto che tu a tua moglie, perché io sarei orgogliosa, mio marito fa la stessa cosa di me.
Ma per favore, adesso io ti chiedo una cosa. Stava dicendo una cosa buona e finiste tu. No, io penso che tu dovresti solamente cambiare. Ti chiedo una cosa, perché il mio modo figlio che hai com'è? da fare. Bravissimo. Mio figlio com'è? È un nietto, figlio. È bravo, ma un nietto. Quindi No, vabbè ragazzi, chiudiamo la trasmissione. No, nel senso che lui ci siete mai. allora, visto che lei non fa la cantante, facciamo sentire la canzone anche di Lidia e poi mi dici cosa ne pensi. Posso dire una cosa prima che canta Lidia? Non c'è bisogno perché magari Comunque volevo parlare con tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì. Io non sono assolutamente succube, oppure non ho la libertà di parole, oscurata. Mi fa piacere la sua partecipazione perché dal campo mio capisco e perché lo fa, che non è una persona Guarda lì, esatto. Però non dovete mai pensare, perché io ho la mia testa per pensare, quando ci sono i brani me li scelgo da sola, perché quando lui dice questo mi piace, se a me non piace io non lo faccio. Esatto. Non esiste. No, ma infatti parlavamo succube sì. No, io mi sono ho voluto chiarire questa cosa perché sul rullo scrivevano tante cose che non c'entrano, volevo che si chiariva. Lo amo tantissimo come ragazzo, quindi anche quando un consiglio voi state insieme da quando eravate presenza, piccolissimi, quindi è una vita. Ho una figlia di 16 anni e un maschio di 11 e sono 20 anni che stiamo insieme. Esatto, Sì. quindi non sono 2 giorni. Mary, prima che canta Lidia volevo dire 2 cose. Dimmi Rocco. Allora, volevo far sapere che il 21 di luglio, lo so che manca ancora molto tempo. Giusto quasi un anno. 21 di luglio ci sarà Gigi Finizio alla Villa Bellini, mentre il 24 di luglio al Castello di Milazzo. Bene. Mi raccomando, contattatemi già da gennaio in poi perché farò la vendita già da gennaio. Perché la villa è immensa. Questa e un'altra è una cosa, bella sorpresa. Lidia, ma come mai Udo Brano è bello, ma come mai ci mettesse però un titolo? Non è vero, bugiardo, un titolo bugiardo. Perché è un titolo bugiardo? 6 minuti. 2 minuti allora, tua madre allora 59 secondi che ci mettesse 3 minuti. Ha dato il bonus. Ha dato il bonus. Andiamo con Lidia in 3 minuti e torniamo tra poco. Sembra stessa storia in sta casa, troppo pesante sempre stesse scuse. Ma sono stanco, mo c'è la partita, ci sta qualcosa che non mi capite. Chi credi che sei bello, sei carino, catteggi pure un coppo e motorino. Se basta una ragazza fai il cretino, ma lo dico mamma già sugà. Sai che oggi c'è la partita del Catania. Vediamo che succede questa sera. Non so mettendo a capo dopo un sera. Ti aspetto messo pure completino, ma tu pensi solo telefonino. Non voglio sapere niente, son cazzata. È una settimana che ci sto provando. Non c'è niente da fare, sarà morto. Ma mo te faccio proprio fuori a porta. 3 minuti solo di me da
E va bene, dai. Ti do questi 3 minuti della mia vita, andiamo. E te li ha concessi. Vieni qua, vieni Tu qua. glieli dai 3 minuti, caro? Motto. O pensi solamente Pure a se che fare capolavoro, TikTok? scritto da Mogol. No, scusate. Scritto dal mio grandissimo amico Peppe Manna, che è pure l'autore di Bambola. Peppe Manna è un bravissimo ragazzo. Sì, sì. Applausi per Peppe Manna. Mentre la mia l'ha scritta Marco Mesagne. Lo salutiamo Marco, un Fatto bacione sta grande. che Peppe Manna, quando è arrivata a Catania, è venuto a casa mia a scriverla. L'ha scritta nel mio tavolo. La scrivo a vedere un altro minuto. In 3 minuti. Ci vuole. Mi sembra una giornata. No, ma è bravissimo. Ma che canzoni è? 3 minuti magari io ce la faccio a scrivere una canzone che sta con queste parole. Vita mia. Io penso che tu non hai letto l'ora una frazione secondo. Come devo fare un bidet? Appena tutti con il gango, può lare. Risate. Aspetta, perché insomma qui non entriamo nel dettaglio autore di dei questo 3 minutini suoi. Peppe Manna che ha fatto pure Bambola. Però vorrei capire cosa pensi tu del fatto, appunto, abbiamo ascoltato 3 minuti a prescindere dalla canzone. Io non capi niente, gli devo mandare una parola, non capi. No? L'ultimo minuto capi, è buono tutto. Fatto sta che mi chiamano per le serate. Questa canzone. Ed è Mi chiedono la mia. Ed è questo quello che a lui dà fastidio. La facciamo? Mezza la possiamo fare se vuole, se Che dovete Sonny ha fare? il video. Di cosa? Ve lo dico io. La mia canzone. Ci abbiamo qualche pezzo del Ancora video devo fare di il video Rocco? intero e quindi non la posso uscire Ce tutta. l'abbiamo qualche ci sta dormendo, pezzetto? Rocco. Sonny? Vediamo cosa riusciamo a trovare, se la riusciamo a trovare queste cose le dobbiamo fare, ce la fai per l'anno nuovo ad averla? Sì. Allora, no, Andrea Stramondo mi ha detto che il 22. No, noi siamo qua l'8. no, Andrea Stramondo ho appuntamento il 22 per il video. Ok. E lui mi ha detto sono incasinato, se ce la faccio per il 28 te la consegno. Per l'8 gennaio, tranquilli che pagano tutta. E allora, vi faccio sapere ragazzi, questo capolavoro. aspettiamo fino all'8 gennaio perché mezza sì, mezza no, non sarebbe nemmeno il lavoro finito, potrebbe venire fuori qualcosa che poi non sarebbe reale a quella che è. Diciamo che abbiamo levato. Ma io so che lui voleva fare delle cose diverse, ha atteso un pochino Ma questa di tempo. canzone ok? Sì. Allora, io a questo punto andiamo in chiusura della puntata perché poi dobbiamo fare gli auguri di Natale, dei di saluti buon anno. importanti che Voglio dire che alla fine quello che Fate cantare Daisy. Ma se vi canto io la canzone chi ne riuscite avanti? Vabbè, ma è già diverso dai TikToker. alla fine quello che tutti dicono è che comunque artista bravissima, Vabbè, no. TikToker bravissimi. Quindi la morale della favola E è che dicono che ti devi stare muto e che parli assai. Dicono parli assai, la Oscuri che abbiamo chiarito Tu non di no, rappresenti neanche che un parli TikTok. troppo tanto. Forse non l'hai capito, tu non rappresenti neanche il TikTok. Domani mi apri un profilo. Anzi, stasera mi apro. Ma allora, lo devi aprire. Non so come immazza a tutte pare. Io perché non voglio. Aspettiamo. Io penso che a Romana da blocco, non solo la live, ma garantia da blocco. Questa è una promessa o continuerai Domani mangiamo gratis, tutti onna. Questo sì, tu ce la fai sì. Se ce la fai. Mi sento, non mi sento? Sì, ci sei io. Volevo dire un'altra cosa. Allora, chi vuole replicare a Rocco e Lidia, giorno 8, se Giorno 8 ci sono i boom. 8 qui, 8 gennaio. Se riescono, perché a questo punto non so se riescono ad affrontare la televisione, perché Nessuno. io lo devo dire, perché non mi hanno accettato degli inviti e quindi penso che non riescono a accettare. No, Se però no- già come è stato un osso duro, eh? Sì. Non sereni fino all'ultimo. Venite, mettiamoci tutti all'impiedi perché Quindi siamo no, arrivati alla ecco, fine. dico che se vogliono replicare e magari a quello che ha da dire Lidia e Rocco, se ce la fate, perché non so a sto punto perché loro hanno avuto il coraggio, perché no coraggio, hanno Io avuto voglio leggere quello che la stanno predisposizione Ma e mi hanno fatto prescindere- capire che sono TikToker. Ma a prescindere, Scusate. a me mi faceva piacere avere Desi perché, ripeto a dire, per noi è un non ti artista. mettere dietro di me, che sennò sembra che. No, già ci Ma sembrare restai e poi ti fare me la sono ritrovata. metti davanti. Vedi che questa è una prova che forse non è lui, perché me la sono ritrovata dietro. Allora, io a me mi ha fatto piacere quando gliel'ho ti detto. ringrazio. No, non devi ringraziarmi perché tu dovevi essere qua, veramente, nel vero senso della parola. Se tu parlo come tanti davvero come artisti. voce femminile, forse a Catania non mi voglio sbilanciare. Io penso che un artista quando merita o ci sta uno, ci sta un altro, emerge. Sono sicura che Desi Ora tu ripeti. emerge perché merita. Non l'ho capito, signor Rocco, cosa hai detto? Come voci femminili a Catania forse che siamo già al top.
E dobbiamo levare il marito davanti. Va bene, grazie. Allora, noi purtroppo siamo arrivati alla chiusura. Io voglio ringraziare Iole perché come sempre ha curato la mia immagine, anche quella di Lidia, ed è stata straordinaria perché Iole è una truccatrice fantastica, lo sapete, seguitela su TikTok perché la mattina fa tante dirette anche per i massaggi e i trucchi e tutto il resto. Adesso andrà a Sanremo. So che tra l'altro è entrata a far parte di un'agenzia. Sì, volevo salutare oggi, sono entrata nell'agenzia Vincent di Serena, TikTok Italia, e quindi li saluto come saluto Angela e Devil, il gruppo che mi sostiene ed è qui con noi. Quindi vi saluto, grazie a Serena per questa opportunità. Allora, anch'io volevo salutare. Noi adesso alla fine perché dobbiamo fare anche gli auguri di Natale. Allora, io volevo salutare i miei bambini che sicuramente mi stanno guardando, la mia famiglia, un'amica che abbiamo in comune che ci salutiamo, Lidia, ed è Rosy Merletti che ci sta seguendo. Rosy! E la salutiamo. La salutiamo. Allora, Giacomo, vuoi dire qualcosa? Io saluto. No, saluto tutti quanti, va bene così. Allora, domani mi creo un profilo, ragazzi. Va bene, aspettiamolo. Io voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, Cirincione, Bar Luxury Drink, Rametta, il Bar Termini. Me ne manca uno? O li ho detti tutti? 4, li ho detti tutti. Rocco, vai con i tuoi saluti, gli auguri. Io volevo di Natale, salutare i titolari di Area 51 che ci hanno portato. Qua c'è un odore di patatine fritte. Al mio amico Alessandro Termini, un bacio a Francesca di Antica Tradizione. Ci vediamo, vi faccio i miei auguri e ci vediamo dopo le feste. Allora, io ringrazio sempre i miei TikTokerini, follower, sì, che sono sempre. Mi piace come l'hai detto, TikTokerini. Io li chiamo TikTokerini. Saluto i miei figli Antonino e Lionel che mi stanno guardando, Iruscia. E un bacio grandissimo, visto che in questi giorni c'è qualcuno che mi punge, scusate, te lo devo dire. Io saluto i miei fratelli e mio papà. Li salutiamo. Di Ruscia e Mani Buone, a casa mia con Flora, con Francesca, la mia piccolina, e con Rosa. Allora, io voglio ricordarvi. C'è anche Dalila e i suoi bambini. Li salutiamo tutti. Voglio ricordarvi che la replica, come sempre, andrà in diretta mercoledì anzi, la facciamo giovedì perché mercoledì siamo in live qui. Quindi questa settimana la replica sarà giovedì. La puntata la troverete come sempre su YouTube. E vi diamo appuntamento all'8 di gennaio perché per le prossime 2 settimane Agumacca non ci sarà perché capiterà proprio nei giorni importanti. Vi ringraziamo, vi auguriamo tutti un buon Natale. Scusami, prima della chiusura io volevo salutare i bambini speciali, i bambini guerrieri che ci seguono, scusatemi. Soprattutto Simone, Nancy, Andrea, Lorenzo e i ragazzi della stanza 23 di Parma che sono nel reparto oncologico, le ragazze. Un bocca al lupo a Cristina che mi segue sempre e i bambini ovviamente che mi seguono, Carlotta, Ginevra, Francesca, Rosa e tutti quanti. Un bacio grande. Noi così vi diamo a tutti la buonanotte e vi facciamo tanti auguri di buon Natale e buon anno. Ciao ragazzi, il tagliere ci aspetta. Ciao. Se mangiamo. Bellissimo. Diversi ma simili.